Il Jiu-Jitsu brasiliano è uno stile di combattimento che è basato sulla lotta. Questo significa che il nostro scopo è quello di chiudere la distanza con il nostro avversario e portarlo a terra, dove lì per noi è molto più facile portarlo al controllo e alla sottomissione tramite delle tecniche che tipicamente sono strangolamenti e leve articolari. Quindi possiamo dire che noi siamo specializzati nella lotta al suolo e gran parte del nostro allenamento è concentrato su quello. È una disciplina che è praticabile da tutti, tant'è che non viene utilizzata la forza fisica e quello che facciamo noi è dare la priorità allo studio della tecnica e della tattica in modo da poter ottimizzare il potenziale che noi disponiamo. Il Jiu-Jitsu brasiliano si può praticare in due modi, o come sport da combattimento con il suo sistema di regole, oppure come difesa personale, tant'è che il Jiu-Jitsu in origine è nato proprio come stile di combattimento da strada. Ecco, qual è la differenza tra il Brazilian Jiu-Jitsu e quello giapponese? Allora, intanto le cose in comune tra il Jiu-Jitsu brasiliano e quello giapponese sono il nome e alcune tecniche. Diciamo che quello che va a cambiare è la metodologia di allenamento e lo scopo. Nel Jiu-Jitsu, quello giapponese, molte scuole danno la priorità sullo studio della tecnica che viene tramandata e viene dato poca enfasi allo studio pratico del combattimento. Quello che facciamo noi è prendere le tecniche, le tattiche e applicarle al combattimento reale ed è questo il nostro punto di forza. Questo ci dà parecchi vantaggi, tra cui il fatto che la lotta ti entra nel sangue e la tecnica poi ti deve uscire spontanea perché devi applicarla durante la lotta e per questioni di sopravvivenza devi ricordartele le tecniche. Poi un'altra cosa importante è che ci permette di studiare e di applicare le tecniche in zone che sono al di fuori del nostro comfort abituale e questo è molto utile anche nella vita di tutti i giorni. Attualmente io insegno a Vittorio Veneto e il nostro team di riferimento è il Tribe Jiu-Jitsu Italia con il maestro Federico Tisi, che è uno dei più grandi esponenti del Jiu-Jitsu in Italia, è stato uno dei pionieri e attualmente è uno dei team più grossi anche a livello agonistico. Allora, l'idea di buttarmi sul Brazilian Jiu-Jitsu è stata un'idea maturata dal fatto di voler completare il mio bagaglio tecnico con l'innesto della lotta a terra, vista come soluzione più vantaggiosa e anche più intelligente durante un combattimento e soprattutto perché a colpire sono bravi tutti, questo anche per quanto riguarda la difesa personale, mentre sapersi difendere al suolo richiede pratica, tempo per essere davvero efficaci, quindi ho scelto per questo il Brazilian Jiu-Jitsu. Esiste ancora il pregiudizio sulle donne anche nell'arte marziale oppure siete riusciti a sfatare questo tabù? Allora, il pregiudizio secondo me rimane un concetto astratto. Il fatto di poter partecipare ad un gruppo inerente alle arti marziali va a sfatare completamente il mito del sesso debole, perché una donna sfida i suoi limiti, si mette in gioco, impara a sopportare e a reggere una pressione sia fisica che anche emotiva e sfidando i suoi limiti sicuramente anche nella propria vita quotidiana fa un cambiamento incredibile, è esattamente come un uomo.